Bentornati, il Sindaco risponde, siamo in diretta un'ora a vostra disposizione per poter chiamare, mandare messaggi e dialogare direttamente con il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Ne approfitto per darvi ancora una volta i numeri con i quali insomma, potete comunicare col Sindaco. Ci potete chiamare allo 049 80777 53 oppure ci potete mandare un SMS al 345 334 1171. Durante la settimana potete mandare anche una mail a ilsindacorisponde@gruppotv7.com. Ovviamente i numeri li vedrete in sovraimpressione per tutta la durata della trasmissione. Sindaco, prima di proseguire con la trasmissione, già c'è una prima risposta al messaggio che era arrivato prima sulle potature, quelle che non sarebbero state effettuate da 20 anni. Ho approfittato della pausa pubblicitaria per chiamare in ufficio. Mi ha detto non abbiamo ancora risposto alla signora perché stiamo aspettando un'informazione dal Verde, l'ufficio del Verde, per quando faranno la potatura, per cui sarà richiamata e si dirà quando sarà fatta la potatura. E questo, non si sono dimenticati. Esatto, significa che la questione è già stata affrontata dai vostri uffici. Andiamo con altri 4 messaggi, altre 4 richieste al Sindaco di Padova. Possiamo andare, Elisabetta, con il primo di questa nuova serie. Sono la signora Carraro, le chiedo notizie a nome anche di altri residenti riguardo alla realizzazione di marciapiedi in via Chioggia, tratto incrocio a via Gemona fino al nuovo sottopasso. Già informato l'assessore Michalizzi e già raccolta firme da anni protocollate. La ringrazio, signor Sindaco. Marciapiedi in via Chioggia nel tratto dell'incrocio, insomma, con via Gemona fino al nuovo sottopasso. Ovviamente Michalizzi saprà perfettamente, io non sono a conoscenza, mi informo, però Padova è molto grande, dobbiamo dare priorità. Allora, man mano le richieste dei cittadini in base di disponibilità economica, ovviamente facciamo i lavori. Non è che possiamo fare tutto subito, mi piacerebbe molto, sarebbe molto bello. Questo può essere che sia anche programmato già. Francamente, per cui do risposta, sicuramente non so rispondere in questo momento. Andiamo col secondo messaggio di questa nuova serie di richieste per il Sindaco Giordani. Elisabetta? In zona Altichiero, pulizia straordinaria foglie, niente. Come mai? Zona Altichiero, insomma, le foglie non vengono pulite, anche questo ne abbiamo parlato anche scorsa settimana. Stanno raccogliendo in questo momento. Preciso che quando sono bagnate non si possono raccogliere, è impossibile, perché aspettano che sia asciutto e comincia la raccolta. Ovviamente adesso piove, per cui è un po' difficile fare questa operazione. Man mano che sono asciutti è anche abbastanza facile con mezzi meccanici raccogliere, però se sono bagnati diventa molto molto difficile. Ovviamente proveremo il più presto possibile, perché a nessuno piace delle foglie. In più le foglie, se piove, forti acquazzoni, vanno a chiudere i chiusini, le scariche, per cui siamo molto attenti a queste cose. Terzo messaggio. La quarta linea dell'inceneritore si farà? Allora, abbiamo fatto le osservazioni in Regione, che è deputata per quanto riguarda a rispondere in questo senso. Abbiamo forte perplessità, per cui abbiamo chiesto che venga fatta indagine epidemiologica e l'università sta procedendo. Non vogliamo assolutamente i FAS, che sono non si sa bene che l'indagine non è ancora chiarito, ma sicuramente noi li vogliamo, sono molto pericolosi. Il piano di rifiuti non l'abbiamo ancora visto, tante informazioni che non sappiamo ancora, per cui siamo molto perplessi, per cui stiamo attendendo la risposta della Regione, da ERA, perché è il titolare, per cui stiamo aspettando. Dovrebbe essere deciso, penso, entro l'anno, però tutte le nostre osservazioni non abbiamo avuto risposta. C'è stato anche 2 assemblee pubbliche, una terminata di 2 giorni, settimana scorsa se non sbaglio, in cui tutti i cittadini hanno sollevato dei problemi, dei dubbi, che abbiamo anche noi come amministrazione comunale. Possiamo andare adesso con il quarto messaggio di questa ulteriore serie di osservazioni e richieste per il Sindaco Giordani, lo vediamo già in sovraimpressione. Paolo dice che in Prato della Valle, per non perdere un posto d'auto, avete fatto posti che non si può neanche scendere, grazie, quindi troppo attaccati l'uno all'altro.
Credo sia lo stesso tema molto probabilmente della telefonata. Rispondo volentieri. Primo, non è privato, non è pubblico, è stato dato in concessione. Secondo, secondo me, io l'ho utilizzato più volte, dietro, se stiamo sempre parlando dello stesso, dietro al vecchio Fort Boario. Penso, a me sembra a posto come distanza, adesso non so, forse a me sembra a posto, non ho idea. Se non altro abbiamo avuto conferma sulla zona, certo. Però lo verifico un'altra volta. Tra l'altro, Sindaco, oggi ha ricevuto il Console Generale degli Stati Uniti. Che incontro è stato? Prima un incontro tra due paesi che hanno un forte legame di amicizia. Secondo, non conoscevo perché è nuovo, console, l'ho invitato per il prossimo anno 11 settembre. Mi è fatto piacere che venga a conoscermi. Stiamo vedendo anche le immagini. Sì, di conseguenza abbiamo depositato un monumento, penso che sia l'unico monumento in Italia fatto il suo tempo per onorare la memoria di quello che è successo 20 anni fa, sembra ieri. Per cui è stato anche un incontro emozionante. Ogni volta che vado veramente su questo luogo, veramente sento qualcosa di un'emozione molto forte e profonda. Sono grato che sia venuto, ovviamente, un onore per Padova. Spero che ritorni anche in occasione, ma con un tempo un po' più piacevole di oggi. Io ho garantito che di solito non c'è questo tempo, è molto più bello, però ovviamente è una battuta. Ho invitato a Padova, lui ha girato a Padova visto che è una bella città, ma sappiamo tutti che è una bella città, è il mio piacere accogliere sempre ospiti a Padova, si fa sempre bella figura. L'ho portato nel Palazzo della Regione, è rimasto estasiato, sto veramente colpito. Abbiamo delle cose bellissime a Padova. Non abbiamo molto da invidiare ad altre città, insomma, anche se magari spesso non le sappiamo raccontare forse molto bene. Non sappiamo valorizzare spesso e volentieri. Noi siamo talmente abituati che abitiamo in una bella città, che diamo per scontato tutto. Invece spesso quando vengono ospiti, sia italiani che stranieri, è vero le città che abbiamo, che le bellezze che abbiamo, rimangono estasiati veramente. Siamo molto fortunati. Sindaco, c'è un'altra telefonata per lei. Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Manfredin Paolo, Comitato Stanga. Buonasera Paolo. Volevo ringraziare il sindaco per la cifra di 600.000 euro per le barriere fonosormenti che vuole mettere lungo via Friburgo a protezione delle abitazioni. Però effettivamente, come ha detto lui prima, ci sono due fronti. Quelli che non vogliono abbattere 100 alberi, perché si vanno a abbattere poco più di insomma attorno ai 100 alberi, e di questi tempi 100 alberi per noi sono veramente importanti. Prima perché ci trattengono le polveri che arrivano dall'inceneritore, e speriamo proprio che la quarta linea non si faccia, e ci piacerebbe che anche l'amministrazione fosse alla nostra parte, perché noi siamo cittadini qua sotto che si respirano queste polveri che cadono, perché poi Padova ha bassa pressione, per cui ricadono tutte quante in prossimità delle nostre abitazioni. Secondo, vorremmo che le barriere fonosorbenti fosse adottato un altro tipo di sistema meno invasivo per non devastare questi 100 alberi che appunto ci proteggono, ci danno anche fresco, e soprattutto c'è anche tanta fauna, sono pieni di uccellini che sicuramente ci rallegrano le giornate. Ciao, se può concludere Paolo, così poi diamo lo spazio anche ad altri telespettatori. Certo, grazie. A posto così Paolo? Ho dato prima la risposta, esatto. Stiamo vedendo, sono due fronti di cittadini. Tutti vogliono barriere antirumore, che sia chiaro. Abbiamo un problema senza impegno mantenuto, stiamo verificando il progetto assieme agli assessori di competenza, Andrea Michelici, della situazione più opportuna, per cui collaborando ovviamente con la consulta, il comitato del quartiere, dando una mano a tutti quanti. Non vogliamo, nessuno vuole tagliare l'albero ovviamente, certo. Da vedere un attimo, sono 60, 70, no 100, però non cambia, sono sempre tanti. Un po' alla volta verifichiamo e capiamo il problema. E troverete insomma la soluzione ovviamente più adeguata. Abbiamo un'altra telefonata, allora buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Marina e chiamo dal quartiere di Torre. Salve signor Sindaco, buonasera. Un servizio molto interessante. Intanto le auguro buon lavoro per le prossime settimane. Grazie. E ancora, ascolti signor Sindaco, allora la chiamavo perché nel tratto, io abito in via Madonna del Rosario
Il tratto, quello che praticamente parte venendo da Mortise, se ha presente, lei ha presente via Madonna del Rosario, sì. La via Alberata. Il primo tratto praticamente, e qui corrono come fossero degli zombie, come dei barbari, incivili. Mi scusi, aspetti. Allora, volevo precisarle fra l'altro, perché poi mi sfugge. Allora, non c'è un cartello che indica il limite dei 50, non c'è una telecamera, penso sia difficile avere un autovelox, non c'è la pavimentazione fonoassorbente, come avete fatto nel Cavalcavia invece, che da Torre porta a Mortise, e lì era veramente necessario farlo, mi scusi la puntualizzazione. Non c'è un segnale luminoso che indica a questi cretini che devono rallentare perché si trovano in un quartiere, perché la strada taglia in due il quartiere. E un'altra cosa, non capisco perché a Mortise di dossi ce ne sono 8, cioè 500-800 metri ci sono 8 dossi, e qui ce n'è una a malapena all'incrocio. Perfetto, ha altre domande per il sindaco, se no poi diamo spazio anche ad altri telespettatori. Lo so, aspetto una risposta. La ringrazio molto. Grazie, buona serata. Sindaco, la risposta. Grazie signora, sì, conosco il problema. Allora, la limite di 50, se non è segnalato, lo faremo, questo è abbastanza facile. Ovviamente contro chi va veloce non possiamo mettere telecamere per tutto, abbiamo messo 1200 telecamere. Ed è un po' complicato. Chiaramente è un problema di civiltà, andare piano, rispettare il limite orario. Qualche pattuglia ogni tanto magari della polizia sì, locale la potete far passare? Sicuramente sì, e faremo anche questo, oltre a mettere qualche segnale luminoso di avvertimento, però contro gli incivili c'è poco da fare. Però è un impegno, faremo qualcosa. Quello che si può fare sicuramente lo farete. Andiamo con un'altra telefonata. Buonasera, chi parla e da dove? Sabrina Nosiglia di Padova, quartiere 6. Buonasera Sabrina, faccia pure la sua domanda al sindaco. Sì, volevo segnalare che da circa 8 mesi in via Fra Paolo Sarpi ci sono 2 relotte parcheggiate con tanto di stendini e nessuno sta facendo niente, zona rimozione, se avevano dei permessi speciali per rimanere lì da 8 mesi. L'altra cosa, sempre il cavalcavia Dalmazia, non c'è pulizia e quindi è pieno di immondizie, di gente che molto probabilmente oltre a spacciare tutta la giornata lascia anche i propri rifiuti. Sempre dal Dalmazia addirittura c'è bivaccamento, gente che dorme. Se si va per tutto il Mappaluna e via dicendo c'è proprio immondizie ovunque. L'altra cosa, l'ultima, è i parcheggi ospedalieri, sia per i lavoratori, che ovviamente io sono un lavoratore dell'azienda, ho fatto già 3 incidenti in scooter, visto che c'è problematica con i mezzi di trasporto, soprattutto con il lockdown e quando c'è la chiusura della scuola. Sì? Ovviamente non ci sono gli orari sufficienti per venire a lavorare. So che avevate dato anche i permessi sulle linee blu, che comunque non sono sufficienti per tutti i lavoratori. Basta, volevo comunque ringraziare di tutti i murales e altre cose, insomma, che sono comunque positive. Grazie signora Sabrina, una buona serata. Sindaco, allora molti spunti insomma lanciati dalla nostra telespettatrice, cominciamo dalle roulotte in via Sarpi, ne siete a conoscenza? No, personalmente no, sicuramente la polizia locale sì, per cui provvederò, questo è abbastanza facile diciamo, verificarlo. Cavalcavia Dalmazia rifiuti, anche questo si provvede molto facilmente, nel senso mi scuso anche, perché veramente ho un problema con gli incivili che buttano via i rifiuti. Per quanto riguarda i lavoratori ospedalieri è un problema di difficile soluzione, in quanto i parcheggi non sono mai sufficienti. Cercheremo di trovare qualche iniziativa nuova per aiutarli, per cui anche questo mi prendo nota e darò una risposta. Un'altra telefonata. Buonasera, chi abbiamo in linea e da dove telefona? Buonasera, Maurizio da Chiesa Nuova. Buonasera.
non vorrei peccare troppo di protagonismo, visto che mi sono fatto sentire anche la settimana scorsa, però questa volta non avevo intenzione di chiamare, ma visto che avete fatto voi l'intervento sulle mascherine, sui no Green Pass, eccetera, volevo chiedere, siccome per esempio l'altra sera io sono passato, uscendo dal Pollini, sono passato in via Carlo Cassan, tra Carlo Cassan e facevo fatica a passare in mezzo all'assembramento di ragazzi senza mascherine e tutto quanto. Sì. Volevo sapere appunto, i provvedimenti valgono anche per questi ragazzi in generale, non ce l'ho su con i ragazzi che giustamente devono divertirsi eccetera, ma tutto qua. Grazie Maurizio, buona serata. Ovviamente insomma il tema è le regole di distanziamento mascherina valgono per tutti o solo per i no Green Pass? Valgono per tutti, assolutamente, anche per i ragazzi non devono stare vicini, qualsiasi assembramento deve usare protezione di sicurezza, mascherine, delle vie respiratorie e devono stare a distanza di 1 metro, qualsiasi manifestazione, assembramento. Via Cassana è una via molto trafficata perché è l'imbocco che porta in centro e sono spesso molti ragazzi. Anche loro devono mantenere queste zone di sicurezza, vale per tutti questi, non vale solo per no Green Pass e via dicendo, vale per tutti quanti. E se per caso c'è la polizia locale sono sanzionati. Ecco, un'altra telefonata, buonasera, chi abbiamo in linea? Sì, buonasera. Se può passare gentilmente il volume del televisore. Con chi parliamo? Ok. Permetta. Sì. Meglio così? Sì, vada pure. Allora io sono Antonietta della zona Paltana. Sì. Dove? Di che zona, scusi? Non ho capito signora, scusi. Sono Antonietta della zona Paltana. Paltana, sì, faccia pure la sua domanda al sindaco. Noi abbiamo un gravissimo problema che penso che il signor sindaco conosca, che è un campo rom che si è installato praticamente dentro le case del comune, quindi sono state assegnate in qualche maniera insieme con il prete Albino Bizzotto qualche anno fa, e queste persone stanno facendo diventare il nostro quartiere, che era in fiore all'occhiello, un campo rom praticamente. Nel giro di 3 anni sono nati 5 bambini, hanno delle case molto piccole e però è tutto fuori, tutto in giro, cioè io vivo praticamente in un campo rom. Lei sa queste cose? Io signora, in che via, signora? Sento male purtroppo. Via Polesine. Via Polesine. Grazie signora Antonietta. Sindaco, via Polesine, conoscete la situazione? Io no, perché sicuramente la PL sì, anche l'assessore Bonilla. Di conseguenza anche questo vado a verificare. Via Polesine, vicino a via Rovigo se non sbaglio, per cui c'è un campo rom, ma verifico, questo non lo so onestamente. Conosco altri campi rom. Chiaro, ovviamente, insomma, come diceva prima la città è grande, di conseguenza è stiamo cercando anche sotto l'aspetto umano di dare una mano. Ovviamente i stili di vita sono un po' diversi dai nostri, per cui cerchiamo anche sotto l'aspetto bambini, minori, di dare una mano, ma con tempo si comportino in maniera corretta, responsabile, anche rispettoso nei confronti degli altri. E questa cosa darò un'occhiata molto rapidamente. Ci prendiamo ancora un piccolo momento per la pubblicità. Ricordo però i numeri con i quali potete interagire con noi. Potete chiamare 049 80 77753 oppure potete mandarci un sms al 345 334 1171. Torniamo tra pochissimo con il Sindaco Risponde. Rimanete con noi.